Siamo primi in classifica. Da quest'anno, in Ticino, abbiamo i premi di cassa malati più alti di tutti. I premi riflettono i costi, quindi se paghiamo di più, significa che generiamo anche più costi. La domanda di fondo è perché siamo messi così, dove, in che ambiti spendiamo di più per la salute rispetto a tutti gli altri svizzeri. La risposta, o meglio le risposte, in questa ruota della fortuna, chiamiamola così. Una ruota colorata formata da 8 categorie di spesa sanitaria, le più importanti, dagli ospedali agli studi medici, dalle medicine alle case per anziani. Da dove cominciare? In realtà abbiamo davvero l'imbarazzo della scelta, perché, prima notizia, spendiamo di più degli altri in tutte le categorie di questa ruota, proprio in tutte. Facciamo qualche esempio. Studi medici, più 20% di spesa rispetto alla media nazionale. Medicamenti, più 21%. Fisioterapia, più 68%. Spitex, più 72%. C'è senz'altro tanta frustrazione, anche delusione e rabbia, perché vediamo che tutti gli sforzi, tutte le misure che il nostro cantone mette in atto non vengono ricompensate. I sentimenti del consigliere di Stato sono i sentimenti di molti, ma in causa viene chiamato sia lui che tutti noi. Manifestamente il Consiglio di Stato potrebbe fare di più. Secondo me manca coraggio di affrontare delle scelte anche più dolorose. Il margine principale d'azione per tutti i cantoni è la pianificazione ospedaliera e qui il Ticino fa veramente troppo poco. Se abbiamo un alto numero di domanda di sanità sarà difficile veder scendere i costi. Non vorrei essere irriverente, no? Ma certe volte mi sembra un po' una giungla. Torniamo alla nostra ruota della fortuna. In soldoni, se sommiamo tutte le categorie di spesa, nel 2024 le prestazioni LAMAL ottenute dal ticinese medio hanno raggiunto i 5.890 franchi, ben un quarto di più della media nazionale. L'ambito di spesa più importante è quello degli studi medici, 1.305 franchi a testa in Ticino. In parole povere, andiamo troppo dal dottore. Salve. Buonasera. Benvenuti al Medical Center Sorengo. Grazie mille. Alle nostre spalle troviamo subito la nostra accoglienza, dove è gestita dalla nostra responsabile amministrativa Caella e il nostro concierge medico e supporto all'amministrazione Simone. La struttura del Medical Center Sorengo è suddivisa su circa 400 metri quadri. Questa è una delle nostre 5 sale visita. Questa stanza è dedicata per esempio alla medicina interna generale, dove comunque su tutta la superficie, in tutte le stanze abbiamo deciso di utilizzare un ambiente accogliente che parte dal mobilio e la scelta anche di materiali di pregio e con dettagli molto importanti. La già ricca offerta ambulatoriale del Luganese si è appena ampliata con il Medical Center Sorengo. Medicina interna, cardiologia, ginecologia, radiologia. Una decina di medici specialisti e una rete infermieristica e di cure a domicilio. Anche qua sembra tutto nuovissimo. Abbiamo scelto appositamente dei materiali e dei dispositivi di ultima generazione, in quanto uno dei nostri focus riguarda sempre comunque l'innovazione integrata alle nostre cure. Tutto all'avanguardia, dall'accoglienza all'arredamento. Scintillante è anche il sito web del centro. Servizi premium e medicina concierge, esclusività e comfort. Come se si parlasse di un albergo a 5 stelle. Voi non state esagerando nel vendere questo prodotto? Noi vendiamo la prevenzione e non ce n'è abbastanza, e vendiamo la medicina di precisione. Poi se lo facciamo con delle belle parole che arrivano al pubblico più facilmente o che sono comprensibili, meglio ancora.
Chiaretto, scusami, ti consegno gli ultimi dati. Chiaretto Calò è l'altro comproprietario del centro. È lui a spiegarcene l'idea di fondo. Ecco, la nostra ricetta è molto semplice e si basa su numeri e ordini di grandezza molto chiari, verificabili e misurabili. Ridurre le ospedalizzazioni inutili. Grosso modo un'ospedalizzazione in Svizzera costa tra i 1.800 e i 2.200 franchi. Bene, se il paziente può essere curato a casa, questo è un risparmio netto. Riduzione degli accessi inutili al pronto soccorso. Il Canton Ticino oggi, soprattutto la sera, soprattutto durante i weekend, per mancanza di strutture come la nostra, si vede riversare, non credo che faccia piacere, casi, non gravi al pronto soccorso, e questo non fa sicuramente bene. Apertura tutti i giorni dalle 8 alle 22, picchetto notturno, offerte di cure ed esami a domicilio. Una via di mezzo tra uno studio medico e un pronto soccorso. Allora, ma con tutta l'offerta ambulatoriale che c'è in Ticino c'era bisogno di un nuovo centro medico? Sì, assolutamente, perché stiamo portando un modello nuovo ed è un modello che, se adottato dai nostri pazienti, ma anche adottato da altri centri che possono evolvere, pensiamo possa complessivamente ridurre la spesa sanitaria. Magari alla fine avranno ragione loro, c'è quasi da sperarlo. Al momento, però, il problema è serio. I costi nel settore ambulatoriale esplodono, più 50% dal 2014. Veniamo contattati da un dottore che ci chiede di restare anonimo. Vuole parlarci, vuole darci le sue spiegazioni. Ricostruiamo la sua testimonianza. È che ci sono troppi specialisti in giro. Se entri in un ospedale o in un centro ambulatoriale per un mal di schiena, finisci per fare il giro di tutti i reparti, esami a go-go, senza neanche più un tempo d'attesa. Un tempo sano, eh? Ci sono delle cose che si risolvono anche da sole, basta avere il tempo e la voglia di aspettare, sia da parte del medico che da parte del paziente. Intendiamoci, se tu vuoi approfondire, verificare qualsiasi tipo di malattia, si può fare, ma tutto ciò ha un costo. Abbondanza di specialisti, un dato noto anche al Cantone, che l'estate scorsa ha introdotto una moratoria per 8 specializzazioni mediche. Neurologia, oncologia, nefrologia. L'apertura di nuovi studi in questi ambiti è stata bloccata. In generale, l'offerta resta però abbondante. Il nostro medico descrive quella che definisce ormai una prassi. Molti giovani medici, spesso provenienti dall'Italia, iniziano a esercitare qui da noi in Ticino, entrando in un ospedale, in una clinica privata. Restano qualche anno, giusto il tempo di capire come funziona un po' il meccanismo da noi. E poi si aprono il loro studio, si mettono in proprio. Sì, per loro è sicuramente un grande vantaggio. Rendiconto del Consiglio di Stato, tabella T26. In 10 anni il numero di medici con licenza d'esercizio in Ticino è passato da 1.500 a 2.600. Quelli con diploma estero da 500 a 1.500. 1.000 medici in più, 1.000 diplomi esteri in più, un vero e proprio doppio boom. Quello della sanità è un business estremamente redditizio e anche comprensibilmente, quindi ci sono tanti attori che entrano proprio in questo mercato con l'ottica di fare profitto, di fare guadagno. E lo sappiamo che più c'è offerta, più c'è domanda, quindi più persone andranno dal medico, dallo specialista, dal fisioterapista e di conseguenza aumentano i costi. Evidentemente ogni studio medico, ogni medico cerca di guadagnarsi il suo fatturato, però l'utenza è quella, cioè la popolazione ticinese, quella è fondamentalmente è un'esplosione che non è fuori controllo in tanti settori, sia per alcuni studi medici, ma
sono aumentate anche le farmacie, sono aumentati i fisioterapisti. La già citata moratoria sulle specializzazioni, le iniziative cantonali per ridurre il prezzo dei medicinali, il blocco delle autorizzazioni per infermieri indipendenti e Spitex. Il cantone ci prova, ma gli effetti scarseggiano. C'è altro spazio di manovra, il cantone può fare di più. Si può sempre fare di più. È importante però riconoscere che da parte dell'autorità cantonale, del Consiglio di Stato, si sfruttano tutti i margini di manovra che offre la LAMAL. E anche nell'ambito delle possibilità cantonali, in quei margini residui, bisogna rispettare comunque le regole quadro che dà la LAMAL federale. Insomma, per poter agire di più nell'ambito ambulatoriale, dice De Rosa, bisogna modificare la legge a Berna, non a Bellinzona. È in parte vero, lo riconosciamo. D'altra parte, appunto, ci sono differenze manifeste con gli altri 25 cantoni, quindi intuitivamente qualche spazio deve pure esistere e il governo potrebbe anche operare a livello di soft law, come viene chiamato, cioè aumentando i requisiti per concedere le autorizzazioni, essendo un po' più magari zelante negli approfondimenti, e questo potrebbe perlomeno rallentare il flusso di aumento dell'offerta. È quello che già facciamo. Proprio di recente il Consiglio di Stato ha approvato una modifica del regolamento andando ad inasprire ulteriormente i requisiti di qualità nell'ambito delle cure a domicilio, e lo facciamo anche in altri ambiti. Si tenta il possibile, avendo però in buona parte le mani legate dalla LAMAL. Nel frattempo i costi aumentano. Concretamente andiamo contro un muro. Concretamente il rischio può esserci. Cioè bisogna rendere meno attrattiva la regione, in questo senso. Però da lì a trovare ancora la formula magica da proporre, ci stiamo lavorando, ma non è così evidente. Ascolta, lascia giù le braccia, lungo, qua. Ok. Sì. Senti come loro muscolo. Un colpo di mano possono darlo anche semplici soluzioni organizzative. L'esempio virtuoso viene dalla Mesolcina. Ok, a San Vittore. Ok, hanno già chiamato il 144? Ok, allora vado giù e vado con l'ambulanza. Ok, grazie. Ascolta, ti faccio dare le cose poi. Noi da 30 anni il nostro servizio di medicina preospedaliera, il servizio ambulanza, fa capo ai medici di base. Ognuno di noi fa picchetto per 24 ore. Un picchetto di prontezza vuol dire lasciamo il paziente davanti alla scrivania, oppure di notte ci alziamo e usciamo. Di cosa si tratta? Ma è una signora che è caduta non so bene la dinamica, ma è caduta in stalla, e il vicino che l'ha vista ha chiamato aiuto, ha telefonato in studio ed ha allarmato l'ambulanza. È una signora che conosco, in buona salute, si chiama, e di solito è perché c'è un problema. Sono 8 i medici di famiglia come il dottor Rigotti che a turno vengono coinvolti direttamente nel servizio ambulanza. Conoscono il territorio, conoscono i loro pazienti. Vive? La c'ho un colpi sulla... Ok, sta tranquilla. Però te si ricorda cosa che è succeduto? Mi stavo sul moltone e la tabutò e... Mi buttò dopo un po' la paura, un po' tutte, sì. Ho mica reagito. Buon. Guarda sui studi se... E ogni su dopo. No, me la porta su adesso. Ah sì? No, mai dopo mica sta chi è. Non mica finire le guaiate. Un servizio di prossimità che piace alla popolazione ed aiuta a ridurre i costi sanitari. Guardi questa cartina. Qua per il Ticino il tasso di ospedalizzazione evitabili è molto alto, no? E qui la Mesolcina e Calanca
e ci situiamo nella parte più bassa, no? C'è una bella differenza. Sì. La Mesolcina registra fino a un 30% in meno di ospedalizzazioni evitabili rispetto al Ticino. Il dottor Rigotti se lo spiega unicamente con la stretta collaborazione tra i medici del territorio e il servizio emergenze. Questo ha chiaramente un effetto. Un esempio è la persona anziana che ha uno stato febbrile, no? E se noi interveniamo a domicilio, vediamo se ci sono le condizioni che il paziente possa ricevere gli antibiotici tramite flebo per via parentelare a domicilio con una stretta sorveglianza. E questa è un'ospedalizzazione evitabile. Da una possibile ispirazione a una certezza. Se è vero che la Lamal è una legge federale e che lo spazio di manovra per i cantoni è limitato, è anche vero che in materia di pianificazione ospedaliera le competenze sono in gran parte cantonali. Eppure, anche in questo ambito, in Ticino spendiamo di più rispetto agli altri. Chiaro che dare sempre la colpa ai politici forse è un po' ingiusto, certo che hanno una grande responsabilità. 7 ospedali pubblici, altrettante cliniche private. Decisamente troppa offerta, dice un ex primario di chirurgia dell'EOC. Il problema è che i 4 ospedali maggiori, per non parlare poi delle cliniche private, invece di lavorare con una certa complementarietà e sinergia, sono in competizione tra di loro e quindi cercano di spartirsi quello che è il mercato sanitario, ma non si ha una visione a lungo termine strategica per una sanità che sia sostenibile e che sia di qualità. È chiaro che c'è una serie di attività sia viscerali, sia di neurochirurgiche, penso colonna vertebrale, dove oggi abbiamo anche di ortopedia, dove oggi tra privato e pubblico abbiamo diversi doppioni in questo senso, no? Quindi una concentrazione è sicuramente possibile. Una situazione ben nota anche tra i banchi della politica. Capisce che siamo un cantone con un'infinità di ospedali che non ha più senso. Il governo avrebbe in realtà in mano gli strumenti per poter concentrare le specializzazioni in 1 o 2 ospedali, 3 massimo nel cantone. È chiaro che più la politica ci mette mano e più i vari localismi intervengono. Non si può toccare una struttura nelle valli, non si può toccare in una città o nel Locarnese, non si può toccare la maternità a Mendrisio. Ci sono delle resistenze politiche che però non trovano in realtà un riscontro, una giustificazione dal profilo statistico e economico. Penso che qua ci voglia più coraggio politico da parte del Consiglio di Stato, da parte del DSS, che hanno la responsabilità politica di fare questa pianificazione ospedaliera, di puntare verso una concentrazione dell'offerta, soprattutto la concentrazione dell'offerta specialistica. Si è molto bravi ad alzare la voce quando vengono annunciati i premi a settembre, a dare la colpa a Berna, a dire ci faremo sentire a Berna per finalmente contenere i costi, ma poi non si è disposti a guardare in casa propria, a fare i propri compiti. Le numerose cliniche private da un lato, l'ente ospedaliero cantonale dall'altro, gli ospedali pubblici. Questi ultimi il canale più diretto per influenzare l'offerta ospedaliera da parte dello Stato. L'EOC, ricordiamo che il cantone indirettamente è il più grosso produttore di sanità sul territorio in termini relativi. A seconda dell'ambito controlla 1/4 o anche di più dell'offerta sanitaria. Quindi l'offerta sanitaria il cantone in realtà la potrebbe in certi ambiti influenzare lui stesso, chiudendo reparti o accorpandoli. Ecco qui, stiamo entrando nella parte terapie. Ecco, questa è la nostra palestra terapeutica. Vede, gli attrezzi sono simili a quelli di un centro fitness sul territorio. I nostri pazienti vengono qua per recuperare le loro funzionalità. Siamo all'ospedale regionale di Faido, uno degli istituti periferici dell'ente ospedaliero cantonale.
Questa è la nostra piscina terapeutica, piscina fondamentale perché l'acqua annienta il peso corporeo, quindi loro possono tranquillamente fare la loro attività senza caricare le articolazioni. Un ospedale di valle dedicato soprattutto alla riabilitazione, ma non solo. Qui abbiamo sia letti di riabilitazione che letti di medicina interna gestiti direttamente dall'ospedale di Bellinzona. Quando parla di letti di medicina interna, sono i famosi letti acuti. Sono letti acuti, sì. Hanno un'occupazione attorno al 75%, quindi non totalmente occupati. Ecco perché avete dei letti acuti a Faido, c'è Bellinzona qui a 30 km? Perché è la legge che lo richiede. Dice che anche presso gli ospedali di valle, Leventina e Blegno, deve essere presente un reparto di medicina interna. Letti acuti e reparti di medicina interna negli ospedali di valle. Hanno ancora senso? Non davvero, a dirlo lo stesso direttore dell'EOC. Questo cambiamento epocale che stiamo vivendo di passaggio dalla degenza all'ambulatoriale fa sì che i pazienti che trattiamo in degenza diventano pazienti sempre più acuti. Quindi facciamo anche fatica a trovare i pazienti giusti, direi, da poter mandare in queste strutture che logicamente non possono offrire tutta la medicina acuta presente sul territorio. Io credo che l'ente ospedaliero può avere un ruolo e deve avere un ruolo decisivo anche nelle valli, ma attraverso una maggiore presenza ambulatoriale e non più di degenza. Centralizzare i reparti acuti negli ospedali di città è una possibilità per ridurre i costi ed agire sullo stazionario. Raffaele De Rosa tiene però a puntualizzare. Se parliamo della spesa ospedaliera stazionaria, quindi quella che può influenzare effettivamente il cantone attraverso la pianificazione ospedaliera, stiamo parlando della crescita più bassa tra tutti i segmenti della LAMAL. Più 1,5% d'aumento dei costi all'anno, in effetti è poca cosa rispetto agli altri settori di spesa. Considerata però l'ambulatorizzazione della medicina, ci si potrebbe anche aspettare un calo dei costi ospedalieri. Perché non chiudete qualche ospedale? Perché non chiudete qualche clinica? Il cantone non ha un margine per proibire, per bloccare la possibilità di attori privati di intervenire e di ottenere i mandati se rispettano tutti i requisiti di una legge superiore e della legge federale, in particolare in questo caso della LAMAL. Per quanto riguarda quello che l'ente può fare o non può fare, questo è definito in una legge, la legge cantonale sull'ente ospedaliero cantonale, ed è una facoltà del Parlamento di modificarla. Ecco la legge sull'ente ospedaliero. All'articolo 4, la lista di tutte le sedi degli ospedali EOC. All'articolo 5A si specifica che gli ospedali di zona, ad esempio quello di Leventina a Faido, devono disporre anche di un reparto di medicina interna generale, i famosi letti acuti. Sì, la legge ospedaliera dobbiamo cambiarla noi, però ecco, è chiaro che ci vuole un disegno, una strategia e capire dove si vuole arrivare o dove si deve arrivare. L'impulso, lo stimolo deve arrivare dal Consiglio di Stato. Noi come parlamentari di milizia, come singoli partiti politici, possiamo fare degli spunti, possiamo presentare degli atti parlamentari e negli scorsi anni ne sono stati veramente presentati una marea, però per noi è anche estremamente difficile fare delle proposte concrete, specifiche, proprio perché non abbiamo a disposizione, suona banale, ma non abbiamo a disposizione i dati. Adesso noi abbiamo cominciato a fare alcune domande, se 2 ospedali non bastino per la nostra realtà, aspettiamo qualche valutazione, qualche risposta. La palla è nelle mani del Consiglio di Stato, anche per quel che riguarda la nuova pianificazione ospedaliera, letteralmente in fase di gestazione e che verrà resa pubblica nel corso dell'anno. Cosa dobbiamo aspettarci? Il Cantone ha proposto con la nuova pianificazione ospedaliera ulteriori criteri restrittivi rispetto al passato, che sono i numeri minimi per operatore e soprattutto le quote di mercato, e sicuramente ci sarà una forte concentrazione, una sensibile concentrazione dei mandati specialistici e dei mandati di medicina multidisciplinare complessa.
Riecco la nostra ruota. L'abbiamo capito, di soluzioni facili o miracolose non ce ne sono. Dove i costi esplodono abbiamo come cantone competenze limitate. E in ambito ospedaliero, vedremo cosa scaturirà dalla nuova pianificazione. Insomma, staremo a vedere. Allora, questo è il nostro primo servizio, ne parliamo con due ospiti. Buonasera e benvenuto al consigliere di Stato Raffaele De Rosa, che abbiamo appena visto nel servizio. Buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie. E buonasera e benvenuto anche a Marco Romano, oggi direttore aggiunto di PRIO-Suisse, naturalmente ex consigliere nazionale. La PRIO-Suisse, l'associazione degli assicuratori malattia svizzeri. Buonasera. Allora, abbiamo cominciato questa serata dicendo che ci sono delle cifre che forse non tutti conoscono, che fanno abbastanza impressione. E allora rivediamole nel loro complesso queste cifre, magari la regia ce le dà, perché quando si dice che i ticinesi pagano i premi di cassa malati più alti della Svizzera c'è una ragione, anche perché spendiamo molto, ma forse non si sa che questo molto è addirittura a volte a 3 cifre. Allora, studi medici più 20% rispetto al resto della Svizzera, più 54% rispetto ai grigioni, Spitex più 72%, addirittura più 138% rispetto ai grigioni, quindi più del doppio dei grigioni, case anziani più 70%, più 85% rispetto ai grigioni, fisioterapia conta poco, ma è significativo, una spia rossa più 68% rispetto al resto della Svizzera, più 107% rispetto ai grigioni. Insomma, quello che fa impressione di questa lista è che di numeri a una cifra praticamente non ce ne sono quasi gli ospedali, ma ne parliamo più avanti. Gli ospedali è l'unica fonte di spesa che rimane in un ambito normale. Tutto il resto sono cifre davvero, davvero eclatanti. Allora la domanda per voi entrambi è semplice: perché il Ticino si ritrova in questa situazione? Cominciamo da lei, Raffaele De Rosa. Sì, per tutta una serie di motivi. Il primo è per l'elevata densità di fornitori di prestazione, quindi in tutte le discipline abbiamo una densità, quindi una presenza di fornitori di prestazione, vuol dire di persone o enti che possono fatturare a carico della LAMAL, nettamente più alta rispetto alla media svizzera. E questo probabilmente è dato dall'effetto frontiera, perché una situazione analoga la troviamo anche in altri cantoni come Ginevra e Basilea Città, che pure conoscono dei premi di cassa malati molto alti, proprio come il nostro cantone. Il secondo tema, perché i costi determinano i premi, è il consumo di prestazioni, i volumi di prestazioni che vengono fatturate nell'ambito della LAMAL. Questo è dato dal fatto che è un sistema, quello della LAMAL, senza freni, perché è basato su incentivi sbagliati e su un sistema dove più fatturo, più prescrivo, più propongo trattamenti e terapie e più guadagno. Dopo ci arriviamo alla LAMAL, certo. Un ulteriore elemento di differenziazione rispetto agli altri cantoni, che spiega in parte determinati aumenti, ripeto solo in parte, è la struttura demografica. Sappiamo, e questo è un dato positivo, che nel nostro cantone si vive più a lungo, siamo il cantone più longevo, dove c'è anche una buona qualità di vita, ma questo sappiamo che ha anche un impatto sui costi della salute. Ecco, però per esempio PRIO-Suisse ha pubblicato uno studio in cui si vede che la struttura della popolazione del Canton Grigioni è leggermente 2-3 punti diversa dal Ticino, ma se guardo Spitex e case anziani la differenza è esponenziale. Quindi diciamo che il fattore della struttura della popolazione c'è, ma non può avere questo impatto che addirittura misuriamo in case anziani 70% e Spitex 72%. Marco Romano. Ma l'ha detto bene lei, e quanto ha detto il consigliere di Stato potrebbe essere ripetuto da me parola per parola. In Ticino abbiamo una dinamica assurda, abbiamo un più 20% di prestatori di servizi, abbiamo un più 20% di prestazioni erogate, quindi ricevute dalla popolazione in tutti gli ambiti, nel medico specialistico, il medico generalista, in singoli aspetti, quindi su singoli fornitori di prestazioni, e di conseguenza emerge un 20% in più di premio rispetto alla media nazionale,
ogni cittadino in Ticino spende 1.000 franchi in più all'anno. Quello che forse non è ancora stato detto è che probabilmente vi è veramente anche un fenomeno culturale che ci preoccupa parecchio, perché la LAMAL è un'assicurazione malattia e il principio di un'assicurazione è quello per cui io pago sapendo che ho davanti a me un rischio e quando il rischio si realizzerà con quello che ho pagato sono coperto. Quest'anno festeggiamo i 30 anni di LAMAL. La LAMAL copre giovani anziani, copre sani malati e dà le medesime prestazioni a chiunque senza nessun riferimento al reddito. E quindi si sta passando da un concetto di copertura in caso di bisogno a un approccio di pago, quindi consumo, ho bisogno di consumare. Ecco, su questo fattore, perché il Consigliere di Stato l'ha spiegato parecchie volte, insomma, che il margine di manovra rispetto alla LAMAL è ridotto. E allora, su questo fattore culturale, come la chiamo, c'è qualcosa che si può fare? Immaginabile di fare delle campagne presso la popolazione dicendo andate meno dal medico, chiedete meno esami, ma coinvolgendo anche i medici. Ecco, si può fare qualcosa su quel terreno lì, visto che il resto... lo dite voi, è difficile da fare altri interventi. De Rosa. Assolutamente sì, anche come Dipartimento usciremo a breve con una campagna di sensibilizzazione legata alla cosiddetta Smarter Medicine, proprio per informare, per sensibilizzare sia i professionisti ma anche tutta la popolazione sul fatto che nell'ambito delle cure non sempre fare di più vuol dire fare meglio. Certo. E sappiamo, perché ci sono anche degli studi scientifici pubblicati finalmente anche dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, che dimostrano che il potenziale di risparmio per trattamenti inutili, superflui, per l'inefficienza del sistema ammonta al 15-20% della spesa, quindi non è poco. È un dato significativo, quindi è importante investire anche nell'informazione e nella sensibilizzazione per dire che il trattamento inutile in medicina, prima ancora che essere uno spreco di risorse, di denaro, può nuocere alla salute, perché assumere un medicamento che non è necessario può far male alla salute. Quindi con questo principio, con questo spirito di prendere dei medicamenti e adottare delle terapie e dei trattamenti quando sono necessari e non quando sono superflui, inutili o addirittura dannosi. Marco Romano, lei, scusi se la interrompo, frequentava la Svizzera tedesca prima per ragioni politiche, oggi per ragioni di lavoro. C'è una differenza di mentalità che lei può sentire, misurare tra la Svizzera tedesca, la Svizzera romanda e noi, su questo piano? Non è Marco Romano che lo misura, ma sono analisi di istituti e specialisti che dimostrano che chiaramente, come in Svizzera, soprattutto nelle zone urbane, perché vi è una maggiore offerta, vi è un maggior consumo, vi è un Röstigraben molto presente, con una Svizzera latina più disposta o interessata a consumare sanità rispetto alla Svizzera tedesca, perché tendenzialmente si chiude più su se stessa, trova la soluzione in casa, e questi sono elementi che si vedono. E qui gli assicuratori malattia vogliono e devono e svolgono un ruolo molto importante, perché alla fine sono quelli che presentano la fattura al cittadino. La soluzione non può essere nemmeno quella di pagare sempre di più tramite le imposte, perché sennò perdiamo totalmente il controllo sul valore delle prestazioni fornite. Quindi oggi abbiamo uno sviluppo di approcci che tendono a spingere ad andare prima in farmacia, a consumare determinate prestazioni solo dopo che si è consultato il medico di famiglia. Pensiamo alle nuove generazioni che non hanno nemmeno più un medico di famiglia, quindi la soluzione potrebbe essere un'offerta digitale, l'invito ad non andare al pronto soccorso. E qui credo che i cantoni, e si vedono singoli cantoni che si muovono più di altri, possano fare veramente molto, parlando alla popolazione, rispiegando il concetto di assicurazione, che non è ho pagato per consumare, spiegando che vi sono degli approcci che generano costi minori. Dal momento che varco la porta di un ospedale costo nettamente di più rispetto al momento in cui varco la porta di una farmacia, varco la porta di uno studio medico, e lì posso trovare delle soluzioni. E qui penso che serva veramente in Ticino una presa di coscienza che si è vista in questo servizio. Da destra a sinistra tutti i partiti politici dicono dobbiamo fare qualcosa, e allora facciamolo, e prendiamo magari qualche spunto da altri cantoni del... Si riescono a coinvolgere i medici, Raffaele De Rosa, su questo punto?
Sì, devo dire che quando discutiamo con gli ordini, professionisti di vario genere, dai medici ma anche l'ordine dei fisioterapisti o di altre categorie professionali, noto un grande senso di responsabilità e ci si rende conto che così non si può più andare avanti, e c'è anche la volontà di mettersi in gioco e di studiare delle soluzioni anche innovative per riuscire a contenere la crescita della spesa sanitaria, che ha un impatto anche sui premi di cassa malati. E tutta una serie di misure vengono già adottate nell'ambito delle potenzialità e delle possibilità del nostro cantone. Se penso anche alla facoltà nuova data ai cantoni di bloccare delle nuove autorizzazioni nel campo medico, come cantone siamo intervenuti immediatamente bloccando una decina di nuove specializzazioni mediche, quindi le nuove autorizzazioni. Nell'ambito anche degli Spitex e delle cure a domicilio siamo stati il primo e ad oggi anche unico cantone che è intervenuto immediatamente anche in questo campo, bloccando le nuove autorizzazioni di nuovi infermieri indipendenti e nuovi Spitex privati per contenere la crescita della spesa. E abbiamo adottato anche tutta una serie di altre misure, compreso anche la promozione di progetti pilota. Penso il fatto di favorire, stimolare lo sviluppo e il rafforzamento di reti di case per anziani, piuttosto che lo sviluppo di progetti pilota di cure integrate. Quindi è importante ribadire che il cantone agisce in maniera veramente molto determinata per contenere la crescita della spesa in un contesto fortemente regolamentato da una legge federale che non lascia molti ambiti di intervento ai cantoni e che purtroppo ha nel suo interno tutta una serie di criticità, di incentivi sbagliati, di stimoli errati e sbagliati, di scarsa trasparenza, di eccessiva frammentazione del sistema. Ecco, lei giustamente dice i medici ci ascoltano, però nel momento in cui lei parlava mi cade l'occhio il 107% di fisioterapia in più del Ticino rispetto ai Grigioni, e mi viene da dire: ma questa fisioterapia qualcuno la prescrive, non è che la gente va dal fisioterapista o che noi abbiamo le ginocchia più molli dei grigionesi. E quindi Marco Romano, ascoltano, ma forse c'è un margine ancora anche lì, perché insomma mi viene da dire che appunto in quell'ambito lì, adesso per carità, non voglio puntare il dito contro i medici che prescrivono la fisioterapia quando serve, ma evidentemente siamo davanti a qualcosa di poco normale se abbiamo il 107% in più dei Grigioni di fisioterapia. Nel servizio uno degli attori intervistato parla di vendere servizi. Ecco, nella sanità in Svizzera il concetto non è e non dovrebbe essere quello di vendere, dall'altro lato non dovrebbe nemmeno essere quello di consumare. L'ha detto bene il consigliere di Stato De Rosa. C'è questo interessante progetto Smarter Medicine dove i medici stessi allestiscono una top list di 5 pratiche, azioni, operazioni, azioni che svolgono loro, che reputano loro stessi non necessarie, non opportune, talvolta anche dannose. Questo progetto esiste da qualche anno, non si è ancora implementato in Ticino, adesso sta per partire anche in collaborazione con gli assicuratori malattia, quindi sono i medici stessi che vanno a ridursi, e qui significa che il margine c'è nella prescrizione sia di medicamenti che di fisioterapia. Crediamo che ci voglia una riflessione collettiva ed è chiaro che oggi siamo anche in un sistema per cui se lei non mi prescrive quello che io desidero, vado dal suo collega che potenzialmente lo farà. Quindi serve veramente una riflessione, una presa di coscienza. Come assicuratori malattia, con i modelli alternativi ci proponiamo anche di accompagnare il paziente. Oggi abbiamo 3/4 della popolazione che hanno scelto un modello alternativo, quindi hanno accettato di farsi accompagnare maggiormente. Dal 1° luglio di quest'anno entra in vigore un nuovo articolo anche dell'ANAMAL che permetterà agli assicuratori di prendere contatto con l'assicurato quando vedono un consumo eccessivo, quando vedono che si consuma qualcosa per cui esisterebbe, prendiamo l'esempio dei medicamenti, vedono la fattura per un medicamento che costa il doppio, quando esisterebbe una soluzione alla metà del prezzo. Non sarà un obbligo, ma ci sarà la possibilità di prendere contatto con l'assicurato dicendo: guarda che esiste una soluzione meno cara, qualcosa per cui si è discusso da anni e adesso arriverà. Quindi si vedono le azioni, la speranza è che fra un paio d'anni si cominci a vedere anche un abbassamento dei premi. Non dobbiamo solo ridurli, ma dovremmo avvicinarci alla media nazionale che è 1.000 franchi a persona sotto. Voleva aggiungere qualcosa Raffaele De Rosa? Ma negli ambiti in cui il cantone ha avuto la possibilità di agire, i risultati si vedono, perché nell'ambito stazionario,
che è l'ambito Sì, sottoposto certo. alla pianificazione ospedaliera cantonale, vediamo che la crescita è molto vicina alla media nazionale. C'è un leggero aumento, un leggero divario, ma secondo lo studio dell'Obsan, quindi indipendente, questo divario è dato unicamente dalla struttura demografica differente. Per quanto riguarda invece altri ambiti come la fisioterapia, ma anche gli Ispitex, stiamo parlando di aumenti che non si giustificano, ed è per questo anche che abbiamo promosso degli incontri, abbiamo promosso degli approfondimenti e tutti riconoscono che in questo ambito c'è un eccesso di prestazioni per i motivi che ricordava Marco Romano, e quindi da questo punto di vista abbiamo anche sensibilizzato anche gli stessi medici, ad esempio, a non prescrivere sistematicamente in automatico e sempre praticamente 9 cicli di fisioterapia al primo giro, magari basta darne 4 o 5 al primo giro e poi si vede come va. Automaticamente anche il rinnovo dopo i primi 9 arriva il rinnovo per ulteriori 9 cicli, quindi anche su questo tema c'è stata una buona sensibilizzazione e ci sono tanti operatori sanitari che operano seriamente con grande responsabilità. Certo. Il problema è che ce ne sono anche altri che purtroppo non si comportano correttamente e abusano appunto del sistema fin quando il sistema glielo permette, ed è quello che denunciamo. Ecco, le avevo promesso una battuta sulla Lamal brevemente, perché dobbiamo passare al prossimo filmato, che è un po' uno dei suoi cavalli di battaglia, no? Dire che dobbiamo convivere con questo sistema sbagliato. Ma è realistico pensare di cambiare la Lamal? Cioè noi ticinesi che facciamo fatica a starci dentro per le condizioni che avete citato, come facciamo andare a Berna e proporre di cambiare la Lamal, e quanto tempo ci vorrebbe? Cioè forse bisogna entrare nell'idea che la Lamal c'è e che dobbiamo giocarci dentro. No, mi permetta di correggerla, perché non ho mai detto che dobbiamo convivere con la Lamal. Ho sempre detto e lotterò sempre per cercare di trasformare, riformare la Lamal, ma riformarla seriamente, in modo da poter avere in maniera seria e tangibile un vero sistema di pilotaggio per riuscire a abbassare questi tassi di crescita che non sono giustificati, e lo facciamo facendo delle proposte serie e concrete, perché la proposta di poter pianificare il settore degli Ispitex come cantone anche sulla base di un atto parlamentare del Gran Consiglio l'abbiamo proposta molti anni fa, ma il Parlamento federale l'ha rigettata e non ha voluto dare la possibilità al nostro cantone di poter pianificare quel settore. Oppure altre proposte, penso alle 2 iniziative recentissime sul costo dei medicamenti, che se approvate così come sono state proposte comporteranno una riduzione di 3 punti percentuali per i premi, per cui la battaglia iniziata è là dove i cantoni possono intervenire, e lo vediamo con la parte stazionaria, riescono a contenere la crescita della spesa. I primi segnali di contenimento della crescita della spesa lo vediamo anche in quei settori, penso alle cure a domicilio, in cui da fine 2024 abbiamo introdotto il blocco, e lì da una crescita del 30, 40, 50% abbiamo visto una riduzione della crescita al di sotto del 10%. Allora c'è ovviamente da augurarsi che tutte queste cose producano dei risultati, perché le cifre che abbiamo alle nostre spalle, come dire, non possono che preoppare.